Il Premier Letta è contento di avere mangiato il panettone quest'anno, ma arriverà anche alla colomba? Ma guardando la legge di stabilità credo che non ci arrivi proprio, ma non perché non voglia lui, ma perché saranno gli italiani che non arrivano a fine mese a non fargli da mangiare. Uno dei vostri cavalli di battaglia in questo momento è il tema della giustizia. Perché? Perché riteniamo che il nostro Paese abbia bisogno di legalità, che in questo momento è veramente messa sotto i piedi, ed è per questo motivo che l'Italia dei Valori sta istituendo dei presidi di legalità. Abbiamo iniziato a Casal di Principe la scorsa settimana, in piena Terra dei Fuochi, dove ci sono gravissime violazioni di legge a danno delle popolazioni residenti, e faremo il prossimo presidio di legalità a Lampedusa, dove ci sono violazioni gravissime dei diritti civili. È intollerabile in un paese come l'Italia, in un paese civile, che possano avvenire situazioni di questo tipo, dagli sbarchi e la gente che muore ai maltrattamenti di chi arriva vivo sulle nostre terre. Voi avete scatenato una polemica anche sull'arrivo in Italia di armi chimiche provenienti dalla Siria, è così? Certamente sì, è un fatto gravissimo e non si capisce perché a livello internazionale l'Italia debba sempre fare la parte del commensale stupido. Ci sono 1290 tonnellate di armi chimiche siriane che debbono essere dismesse. Nessun paese ha voluto che depositassero sui propri territori queste armi per il trasbordo. L'Italia, attraverso il ministro Bonino, ha dato la disponibilità. Noi diciamo con forza no e rifiutiamo totalmente che le armi chimiche siriane debbano risiedere nei porti italiani, a maggior ragione, come pare, alla Maddalena. Brevissimamente, legge elettorale, quale modello? Quello delle elezioni dei sindaci è l'unico sistema che consente poi alla fine la governabilità. Il giorno dopo le elezioni del sindaco e le amministrative sai chi ha vinto e sai che ha una maggioranza per governare. La può anche perdere, però nel frattempo può rispettare gli impegni presi con i cittadini. Quindi noi pensiamo a un doppio turno di coalizione e alle preferenze, dando ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti.